Eccoci amici qui per un nuovo appuntamento, un nuovo vlog qui nella città di Sassari. Questo è, come dire, un momento abbastanza tranquillo rispetto a quello che avete già visto insieme ai Gremi e Candelieri, insomma qualcosa un po' più di leggero, se vogliamo. Adesso cercheremo di fare una passeggiata così, giusto per vedere qualche cosa un po' più, come dire, no, neanche approfondita, qualcosa un po' più di conviviale, dai. Sono questi un po' i temi dei vlog e vi ricordo e vi rimando alle puntate televisive che sono già alcune qua anche sul mio canale YouTube, quelle appunto di Mamma Sardigna, il programma Lingua Sarda. Nello specifico sono già caricata anche la puntata numero 5, quella dedicata alla città di Sassari, e quindi lì troverete molte specifiche su monumenti, in particolare Cattedrale, Fontana del Rosello, San Sisto, la chiesa importante, centro storico, e Piazza d'Italia e la cavalcata sarda. Quindi insomma andate, e comunque vi rimando magari il link in descrizione su questo video. E adesso facciamo un giretto, andiamo a vedere qualcosina sulla fontana di San Francesco qui ai Giardini Pubblici, un girettino qui, vi dirò due cosette, niente di così eclatante dal punto di vista storico, ma è proprio il senso di questi vlog. Poi magari chissà, più in là vi dirò qualcosa di più specifico anche nei vlog. Vi rimando anche ai miei libri, ricordatevi, li trovate su tutti gli store digitali, da You Can Print, Mondadori, la Feltrinelli, insomma tanti, potete ordinarli anche su Amazon. E quindi vi rimando a quei libri, sono 6 libri cartacei, c'è anche qualcosina dal punto di vista elettronico, diciamo così, in formato elettronico, ma molto contenuta dal numero appunto di pagine, se vogliamo. Invece gli altri, appunto, come vi dicevo, 6 libri cartacei, tra cui anche Il volto della bellezza, quello sulla cavalcata sarda, cioè sui costumi sardi, soprattutto e unicamente, diciamo, quel libro è per quelli femminili, ma non mi voglio dilungare tanto. Trovateli, il gremio dei massai della città di Sassari, Gremi e Candelieri della città di Sassari volume 1, Gremi e Candelieri della città di Sassari volume 2, Il volto della bellezza, come vi dicevo, Salvatore Calvia, appunto la biografia dedicata all'eroe del Risorgimento e poi insomma al grande architetto, no? Tutti ricordiamo il campanile di Santa Caterina di Mores, della parrocchiale. E poi abbiamo me li sto dimenticando anch'io, no, la città beata soprattutto, vi rimando a questo e insomma se volete acquistarli li trovate lì. Andiamo a fare un viaggio, andiamo a farci una camminata, Parazzidai di Sassari. Ecco, qui come vedete sono i giardini, siamo in una giornata abbastanza atipica per quanto vuol dire il traffico delle persone, e questo vuol dire che appunto siamo di domenica mattina, non volevo dirlo, e io sono in un momento molto lontano dal mare in questi giorni di festa, oltre ad essere stato ospite della Ciocchita d'Oro 2024, poi anche per il laboratorio dei Massai, che vi invito anche a cercare qualche video sui social. Ecco, qui vedete la fontana dei giardini non è attiva, ma magari in un altro momento ci ritorneremo e vedremo un po' attiva. Poi ci sono 4 statue così, diciamo, famose, ma dei giardini. E comunque i giardini sono un luogo veramente amato dai sassaresi, i Giardini Pubblici, un luogo anche storico, insomma, quindi davvero interessante e importante. Adesso ci andiamo alla fontana di San Francesco, che è importantissima per la città, importantissima perché benché fatta nel dopoguerra, anzi proprio perché è stata fatta nel dopoguerra, qui possiamo dire che è quel momento in cui la cittadinanza del momento e anche la diocesi del momento volevano dare dei segnali di ricostruzione, di ritorno a una vita normale, di pace, appunto dopo gli eventi disastrosi del fascismo e della guerra. E quindi questo è Sassari, eccola qui, questa è la fontana di San Francesco che vediamo, ed è importante perché ce n'è un'altra coppia
in quel di continente, come si dice, ed è molto interessante. Soprattutto vediamo anche le scritte che ricordano il cantico delle creature di San Francesco, appunto quanto riguarda questo il passaggio dell'acqua, no? Umile, preziosa, molto molto interessante. Adesso ci facciamo un giro della fontana e vediamo un attimino qual è l'effetto bronzeo, l'effetto artistico di questa fontana molto molto importante per i sassaresi. Eccoci quindi qui in questo piccolo momento, scusate gli occhiali, ma anzi no, è giusto toglierli. E quindi adesso ci facciamo un altro giro per vedere qualcos'altro qua in città, un po' dal centro storico, pian piano faremo qualche altro passaggio. Molto interessante, molto bello questo posto, mi faceva appunto piacere ricordarvi e dirvi, anzi soprattutto a coloro che non lo sanno. C'è la memoria un po' di molti sassaresi che da ragazzini insomma si facevano il bagno in questa fontana, d'estate soprattutto, e quindi attraverso i ricordi degli anziani noi continuiamo a camminare per la città e quindi andiamo. All'Università di Sassari non potevo non fare due passi qua. Questa è la bellezza, l'importanza storica di un luogo per non solo noi sassaresi, anche per tutta la Sardegna, ma anche a livello italiano e credo anche internazionale, anzi lo posso dire tranquillamente, dove appunto qui insomma sono passati tanti uomini di cultura. Questo è un centro di cultura molto importante, anche scientifico ovviamente, e quindi non potevano fare un salto e in qualche modo dare un saluto e un rimando a coloro che qui fanno cultura, dispensano cultura, compreso ovviamente il rettore. E quindi adesso proseguiamo il viaggio, mi sa che andiamo a fare due passi in Turrittana attraverso via Università e andiamo in cattedrale. Allora adesso facciamo un bel giretto. Ed eccola qui, la vedete, meravigliosa, la facciata barocca della cattedrale del Duomo di San Nicola, meravigliosa. Certo non può competere con le grandi cattedrali, le grandi chiese bolognesi per esempio, romane, e anche altre grandi chiese che insomma ho visto un po' in giro per tutto il nostro bellissimo paese italiano, ma anche all'estero. Però effettivamente qui c'è un tocco in cui i sassaresi del tempo hanno voluto dimostrare l'amore per questa chiesa che comunque è così antica e che comunque ricordiamo il bosco c'era qui anticamente dietro, insomma stiamo parlando del Medioevo, stiamo parlando, sì, siamo già forse, anzi molto probabilmente già nell'Alto Medioevo, probabilmente c'era solo una piccola chiesetta dedicata alla Madonna del Bosco, probabilmente.
E poi Madonna del Bosco, Madonna del Popolo, è ancora qui. Nostra Signora del Popolo era importante, è anche patrona di Massai, della confraria del Poble e anche della città. Certo non può competere, però insomma, vedete qual è la bellezza, lo stile, la meraviglia di questa nostra cattedrale in tutto il suo splendore. Per vedere qualcosa anche all'interno vi rimando sempre il mio video di Mamma Sardegna, la puntata numero 5, dove c'è tanto scritto, c'è tanto detto, tutto commentato, anche gli interni, e credo che vi piacerà tantissimo. Adesso facciamo un giro così giusto per l'esterno per vedere qualcosina, vi faccio vedere qualcosina di importante, di interessante, tra cui anche il porticato veramente di gusto catalano, insomma, di gusto isabellino, se vogliamo, insomma, di quel periodo, insomma, cinquecentesco, quattrocentesco, seicentesco, insomma, a fra poco. Effettivamente, prima di andare, insomma, a fare un giretto fuori, possiamo dire due cose di base per voi. Appunto, in facciata noi vediamo, oltre allo stemma cittadino, qui al di sopra del porticato noi vediamo anche, soprattutto nel secondo ordine, quello centrale appunto della facciata, vediamo soprattutto i martiri turritani, molto importanti per la città, e poi vediamo San Nicola al di sopra con Dio Padre. È vero anche qua al Duomo, amici, che ci sono delle tracce molto interessanti anche del periodo gotico isabellino, gotico catalano-aragonese, che dir si voglia. Sono anche gargoyle, oltre ad altre tracce ovviamente. E gargoyle ce ne sono diversi, poi magari ne vedremo qualcuno adesso in questo lato della chiesa, benché dall'altra parte ve ne siano di più interessanti, forse, probabilmente. E questo per farvi capire qual è stata la storia di questa chiesa, che appunto vi rimando sì al video di Mamma Sardegna, vi metterò il link in descrizione, come sto già ripetendo probabilmente ulteriormente. Quindi questa chiesa ha visto varie vicissitudini, è probabilmente una delle chiese più legate a noi sassaresi. È vero anche che ce ne sono di diverse, ognuna con la sua specificità, ma il Duomo San Nicola è certamente quello in cui, insomma, si svolgono anche gli eventi religiosi più interessanti. Alle laterali e vediamo l'imponente porticato gotico isabellino, gotico catalano, di gran gusto architettonico. Personalmente è uno dei luoghi che mi piacciono di più. Ammirate, dal suono della campana ammirate la bellezza di questo luogo. Ammirate, straordinario. Al di sopra del portale della chiesa è di un fascino veramente importante. Un cielo stellato. Qui sullo scorcio della chiesa di San Michele, oggi non più officiata, sede anche della confraria di Rivanzini, ma qui anche soleva il gremio dei calzolai ancora nel 600 e nel 700 fare anche, soprattutto nell'oratorio, fare qualche riunione, oppure si riunivano per i conti gremiali di ogni anno nell'oratorio di San Michele Arcangelo. E ora voglio far continuare a vedere la bellezza, la magnificenza di questo porticato, che è un gioiello nostro cittadino. Eccoci qui, davanti a Palazzo Ducale. Sì, questo è un luogo importantissimo qui, insomma, l'amministrazione cittadina governa la città, risolve i problemi, o perlomeno tenta di risolverne. Molti ne risolve, tanti altri, come in ogni dove, difficilmente è possibile andare avanti,
Ma che città è Sassari? Beh, io non posso certamente dire per gli altri, vi dirò qual è la mia opinione. Indubbiamente è una città che ha necessità di essere aiutata, una città che ha necessità di una mano, una città culturale certamente, una città che in alcuni casi è dimenticata, ma non sto parlando solo ed unicamente, ci mancherebbe altro, di amministrazione, della Chiesa, ma soprattutto di noi cittadini. Siamo anche noi molte volte che ci dimentichiamo della nostra città. Il mio parere personale è semplicemente questo: è una città da amare, anche se molte volte te ne vuoi scappare, vuoi andare via. È una città da, capire. È una città da non dimenticare. E ve la voglio dire semplicemente così, in questo modo, con questa poesia del grande Pompeo Calvia in sassarese, questa poesia d'amore per la moglie Cristina Manca, grandissima artista, intellettuale. Parlava correntemente il francese, una donna di alto livello di eleganza e di intellettualità, ed è una madre impeccabile. E fa così: dossi e rugantu, riccia notti manda, mi giù bien tu tanto, fadda non mi lascia, solo dusera la vita sei due va, si tinnanti, è finita. Questa può essere tranquillamente una poesia da dedicare all'amore per Sassari. Amate Sassari, date una mano a Sassari, a tutti insieme, sia chi lavora in ambito culturale, in ambito amministrativo, in ambito diocesano, in ambito del commercio. Tutti voi, tutti noi insieme diamo una mano a questa città che è tanto bella e ha tanto bisogno di noi stessi. E la Varada dei Gandareri è fra poco, quindi la nostra vecchia manna dovrebbe essere anche un motivo per ricordarci di questo, ed essere meno invidiosi, meno rompiscatole, ed essere certamente più sassaresi e ritrovare anche la nostra sassareseria. Continuiamo questa passeggiata. Ora da Palazzo Ducale sto passeggiando qui per Piazza Santa Caterina, dove certamente c'è la chiesa, è importante, ma qua insomma è importantissimo, qui leggete Convito Nazionale, perché insomma ha una sua storia anche in questa condizione. Precedentemente però era insomma dei Gesuiti, oggi è la sede della Pinacoteca Nazionale, quindi è un luogo di cultura molto importante che vi invito a visitare. Venite, poi adesso insomma c'è anche la collezione regionale di Biagi, un altro grande nostro autore, proprio nostro, quindi cercate di viverli i musei, le pinacoteche, cercate di essere presenti e di capire che cosa c'è all'interno, non fermatevi solo a guardare qualche quadro. Quindi venite qui e troverete certamente la competenza, certamente il modo per capire che l'arte, la cultura, la musica, ogni forma di arte non può essere scartata, non può essere portata lontano dai nostri corpi, dalle nostre menti, dalla nostra anima. E per parlare appunto anche di anima non possiamo dimenticarci questa chiesa così importante, che all'interno comunque ancora conserva degli aspetti anch'essi gotico-isabellini, gotico-catalani. Questa è la chiesa di Santa Caterina, erano i Gesuiti anticamente. Oggi è ancora viva, certamente, viene anche officiata la liturgia bizantina, perlomeno delle chiese legate, non ricordo esattamente quali, credo siano anche comunità ucraine, forse anche rumene se non ricordo male, ma non vorrei sbagliare, quindi chiedo già scusa a casa. Questo è molto importante. Qui sono delle opere del Bielefeld
o del Bilwelt, Johann, che presumibilmente fiammingo, ma io ritengo sia anche, o perlomeno di estrazione spagnola, già catalana, che poi ha vissuto in quel momento storico, stiamo parlando del 600, nelle regioni fiamminghe, che appunto sotto quel periodo erano comunque, i Paesi Bassi erano sotto l'egida dell'imperatore spagnolo, e qui è importante, ce ne sono varie, magari un altro giorno vedremo qualcuna nello specifico, ma io ho già curato alcune puntate televisive. Nello specifico vi dicevo, per Santa Caterina ho curato anche alcune puntate che potrete anche trovare qui nel mio canale YouTube, e cioè quelle esattamente della Fontana del Rosello nell'arte, che appunto è parte di un'opera del Bilewelt, della regina dei cieli e della terra. Quindi magari vi metto il link in descrizione anche su questo. E adesso mi sa che proseguiamo il nostro cammino, andiamo verso il corso, anche se non lo attraverseremo tutto dall'inizio, magari un altro giorno vedremo di fare qualcosa di più specifico. Ecco qui una panoramica insomma della piazza, e ora continuiamo a passeggiare, va bene, andiamo. E chiudiamo qui questa prima passeggiata culturale qua nella città di Sassari. Siamo in piazza Azzuni. Anticamente, prima insomma del 1850 almeno, sorgeva la chiesa di Santa Caterina, così importante per i candelieri di Sassari, così importante perché appunto da qui Bachiani e Gandariri, Paravarada dei Gandariri. Poi una volta demolita si è dovuto cambiare location, e quindi ora si parte da Rosario, che vedremo un altro momento. Voglio solo indicarvi, se riuscite insieme a me, esattamente dove c'è il mio ditto. Eccolo qua, questa palazzina, dovrei sbagliare. Qui sorgeva una magnifica finestra gotico isabellina, stiamo parlando del 400 almeno, 1478, battaglia di Macomer contro Leonardo di Aragon, e Angelo Marongio, il comandante delle forze per il regno spagnolo, il regno d'Aragona in quel momento, sconfigge Leonardo di Aragon, e tutti gli onori al sassarese Angelo Marongio, Don Angelo Marongio, sposato con Rosa Gambella, se non ricordo male. In trionfo dal corso verso qua entra in città con il bottino di guerra, e tutti i privilegi per la città di Sassari sono stati ancora una volta confermati. Tutti questi privilegi, tutta questa vitalità che la città di Sassari come repubblica aveva sempre avuto sempre nei secoli precedenti, mantenuto viva, nonostante tutti gli accordi con le altre potenze, da Pisa prima e poi Genova. Ricordiamo anche gli statuti del 1316, dove ormai si stanno, consolidando i rapporti con Aragona. I sassaresi riottosi, questo Gantino Catone e altre famiglie sassaresi, che cercano di essere, devono essere sopraffatti del tutto, che magari hanno riconosciuto di non avere una potenza militare, una potenza economica importante come tante altre città del Mediterraneo, ovviamente, quindi per non soggiogarsi, per non essere al di sotto di queste potenze, hanno dovuto prendere degli accordi e salvare almeno molti privilegi che ancora per secoli vengono utilizzati. Quindi onore comunque in tutti i casi a questi sassaresi di una volta. E per ritornare a quella palazzina, eccola qua, quella insomma ci ha vissuto anche Pompeo Calvia con la famiglia, e proprio di quella finestra di cui stavo parlando prima lui l'hanno salvata, l'hanno restaurata, soprattutto il fratello Mario Calvia, grande ingegnere. Farà Mario Calvia moltissimi lavori per le ferrovie sarde, per le ferrovie anche italiane, insomma,
stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento e della prima metà del Novecento, almeno fino agli anni 20 credo, almeno. Grande personaggio che ha anche insomma è stato anche con Piercy, con Benjamin Piercy per quegli incarichi. Quindi Mario Calvi era anche uno scultore. Stiamo parlando di una famiglia veramente importante, tutti i figli di Salvatore Calvi, l'eroe del Risorgimento, è anche architetto, come ho detto prima in precedenza all'inizio di questo vlog. Quindi questa casa è importante. La finestra poi è scomparsa, una volta venduta la casa è scomparsa, hanno venduto anche la finestra e hanno venduto un pezzo di storia della nostra Sassari. Quindi non vi dimenticate della nostra città. Chiudiamo qui questo vlog. Amate questa città, date il vostro contributo. Io sto cercando di farlo già da anni e un saluto a voi ancora. Ci vediamo. Non vi dimenticate di guardarci in televisione su Mamma Sardegna ogni 2 venerdì. Prossima puntata 2 agosto. Siamo a Biancareddu per i prodotti tipici sardi, Biancareddu Comune di Sassari. Quindi non vi dimenticate di guardare questa trasmissione che ancora andrà in onda fino ad ottobre e abbiamo già fatto diverse. Quindi a una prossima, un prossimo appuntamento con questi vlog sul mio canale YouTube. Un saluto a tutti. Io mi rimetto gli occhiali.